Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina principale, oggi faremo le nostre belle sibille interattive per come andrà la previsione dal 23 al 29 marzo 2020. Bene, però prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale di Degada e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 il Degada e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico. Ma prima di iniziare la sibilla interattiva dei tre mazzetti, vi voglio invitare ancora ad andare a vedere la pillola del circuito per la melatonina fatto da Ruggero Moretti nel 2005, e questo vi potrebbe aiutare per momenti magari di tensione. Seguite la pillola del vostro marietto, come utilizzare questo bellissimo circuito radionico donato, ripeto, dal grande Ruggero Moretti nel 2003-2005 all'umanità. Quindi è un circuito facile da utilizzare, tutti lo possono utilizzare bevendo praticamente della melatonina vibrazionale. Poi un altro circuito invece fatto dal vostro Marietto Veneziano il Degada è questo. Questo qui è scaricabile gratuitamente dal sito del capitano.altervisto.org o nei nostri gruppi Facebook. La pillola chiaramente il vostro Marietto l'ha fatta e la potete tranquillamente visualizzare nel canale del vostro Marietto. Bene, andiamo avanti e partiamo con le nostre sibille chiacchierine per il 23 e 29. Vediamo cosa ci dicono. Facciamo 3 bei mazzetti interattivi e voi scegliete. Bene. Mi raccomando, concentratevi, rilassatevi, mettetevi tranquillamente seduti, respirate profondamente. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 alla domanda previsioni per il 23-29 marzo 2020. Magari fermate anche il video e pensate, cercate di entrare in vibrazioni o col mazzetto numero 1 o col mazzetto numero 2 o col mazzetto numero 3. Bene, iniziamo col primo mazzetto. Vediamo cosa ci dicono le sibille chiacchierine. Amica, speranza, ammalato, gran consolazione e belvedere. Mettiamole a favore di camera così che si possano vedere benone. Bene, allora, vediamo subito che l'inizio della settimana sarà ricco di speranze e avete a casa dell'armonia, e quindi ci sarà un'amica e con lei condividerete delle speranze. Attenzione, perché questo periodo di speranze potrebbe essere avere un abbattimento morale, un freno, un limite, un blocco. Però vedo che c'è soddisfazione e onore con belvedere, quindi diciamo che le vostre speranze, se ben elaborate, porteranno, sebbene a metà strada di questa settimana avrete degli abbattimenti morali, verranno in un certo senso, come si suol dire, amplificate, e avrete sicuramente delle buone notizie, perché vedo che la signora, anche se vedete il binocolo al rovescio, vede le cose lontano, però con gran consolazione e soddisfazione. Questo fa capire che sta arrivando qualcosa di buono. Quindi la vostra speranza di inizio settimana, sebbene abbiate avuto un piccolo blocco e vi sentiate un attimino giù di tono, verrà premiato sul fine della settimana. Quindi, perché ho scelto per il momento il primo mazzetto, direi che le vostre speranze non saranno disattese e sicuramente sarà qualcosa di positivo in arrivo per voi. Quindi passiamo subito al mazzetto numero 2. Mazzetto numero 2 delle nostre sibille chiacchierine. Stanza, Imeneo, Amatrice, la riunione e vecchia signora. Ripeto, stanza, Imeneo, Amatrice, la riunione, vecchia signora. Chi ha scelto la stesa numero 2
diciamo che se avesse giocato al Totocalcio avrebbe fatto 13, perché vediamo stanza, quindi prossima novella, Imineo, quindi il massimo che si può pretendere dalle Sibille, Amatrice, la riunione e vecchia signora, stabilità, riunione. Insomma, praticamente tutto quello che voi farete, perché scelto le Sibille del mazzetto numero 2, funzionerà. Non si può dire più di questo: stabilità, la riunione, affari, tutto andrà secondo quello che avete pensato. Quindi io penso che chi ha scelto il mazzetto numero 2, se gli faceva un 13, se giocava al Totocalcio faceva 13. Meglio di così non si può. Vediamo il mazzetto numero 3. Mercante, lettera, superbia, casa e consonante sorpresa. Allora, vediamo un po', perché ho scelto invece il mazzetto numero 3 delle nostre Sibille chiacchierine. Vediamo che ci sarà una settimana in cui si faranno dei calcoli, arriverà un messaggio e attenzione a un attimino di superbia, cioè non fatevi ingannare dalla superiorità. Comunque sul finale della settimana ci sarà qualche bella sorpresa e qualcosa che vi rassicurerà. Quindi i vostri calcoli che avete fatto col mercante, avete sicuramente mandato dei messaggi o inoltrato delle lettere, avranno giocato un gioco di, come si suol dire, vanità, però avete giocato bene le vostre carte, perché sul finale raccoglierete i vostri sforzi. Quindi anche questa stesa, sebbene il periodo è magro, il magro digiuno in questo periodo per l'Italia, vedo che chi ha scelto la stesa numero 3 sta lavorando bene, e anche se sembra che abbia rischiato con un attimino di superbia i suoi messaggi verso l'esterno, alla fine saranno premiati. Quindi anche il mazzetto numero 3, la stesa numero 3, promette bene sul finale della settimana. Insomma, stupefacenti questi tre mazzetti di Sibille. Bisogna proprio ammettere che sono 3 mazzetti fortunati, soprattutto il secondo è qualcosa di indescrivibile. Non mi riusciva un mazzetto così da secoli, si può dire. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo ancora i circuiti radionici importanti che dovreste usare in questo periodo. Questo circuito appunto è un circuito propedeutico per rinforzare il sistema immunitario da virus e batteri, e poi abbiamo il circuito donato dal grandissimo Ruggero Moretti all'umanità, che è il circuito per attivare la melatonina radionica vibrazionale. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. I link in descrizione sono qui sotto. Grazie e alla prossima, ciao!